Dopo una settimana calda dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico con l'allarme rosso e l'attivazione del piano antismog, arriva la denuncia di un veneziano residente a Rio Novo sulle pessime condizioni della zona. Dati alla mano dichiara verificabili attraverso la centralina ARPAV fatta installare 2 anni fa. Ha dato dei risultati veramente impressionanti con valori di diossido di azoto anche 7 volte il livello medio anno stabilito per legge. Quindi una situazione veramente preoccupante che nonostante le diffide a tutte le autorità a livello nazionale, alla Commissione europea, a Carmen Nouvelle, all'UNESCO, nessuno ad oggi ha fatto un provvedimento per tutelare la salute dei cittadini, nonostante anche ci sia stata un'interrogazione da parte della municipalità di Venezia al sindaco, un'interrogazione urgente che ad oggi non ha ancora avuto risposta. Adesso abbiamo anche i dati ufficiali del 31 dicembre, però provvedimenti non se ne vedono. I numeri, continua Mozzato, sono impressionanti. Rio Nuovo conta circa 3.000 natanti al giorno che transitano, prevalentemente senza controllo della velocità, con eccesso di rumori e con un inquinamento che è praticamente il 30% superiore addirittura a Milano, come i dati del 15 gennaio scorso, che hanno portato a un parametro di 282 microgrammi al metro cubo di diossido d'azoto contro la media che sarebbe 40, e non è la prima volta che Venezia ha i livelli più alti di tutto il Lombardo-Veneto. Ecco perché la richiesta all'amministrazione è quella di intervenire in maniera tempestiva. Chiediamo, per tutelare la salute come sarebbe doveroso con l'intervento del sindaco, una ZTL, una zona a traffico limitato, che chiuda il Rio finché non si decida finalmente di cambiare i motori vetusti che hanno anche mezzi Verità e la CTV. Quindi è una situazione veramente allarmante.